Quelle manette ai polsi sono fredde. Molto fredde, ma io ero caldo. Le manette erano fredde, ma io avevo caldo. Sentirmela ai polsi. Davano Mm. un qualcosa che bruciava dentro. E bruciava anche troppo dentro, capito? Quindi capire alcune cose non è facile. Lo devo anche ammettere, può essere frainteso. Guarda, io sono stato ministro dell'Interno, Presidente del Consiglio e Presidente della Repubblica. E io dico che sono amico di Mesina. Ma in Sardegna nessuno si meraviglia. Se l'ha detto vuol dire che è vero. E mi fa piacere che abbia detto questo. È anche un grande pregio avere detto una parola di questo genere per me, nei miei confronti. Graziano Mesina, la sua prima impresa è del 1956, aveva 14 anni, arrestato per porto abusivo di pistola. Nella sua vita è stato condannato per omicidio, per sequestro di persone, è finito all'ergastolo, è stato graziato dopo oltre 40 anni di carcere. Graziano Mesina oggi appare come un guerriero che ha combattuto dalla parte sbagliata e in un'altra epoca. Un reduce di una guerra lontana dove lui rappresentava il delitto, sopravvissuto a tante battaglie contro le forze della giustizia, testimone di un codice antico che lo spingeva ad uccidere in nome della vendetta. Ultimo interprete di una schiera di fuorilegge che univano irreparabilmente violenza ed onore. Solo ormai davanti ai ragazzi a raccontare la sua storia di bandito per aiutarli a respingere il nuovo banditismo fatto da trafficanti di droga e di vite umane senza più regole né scrupoli. Montanelli, quando parlava dei banditi sardi, diceva... Non sai perché. Dillo che poi te lo spiego. No, perché diceva, mio padre mi lasciava addirittura in mano la questione e si sentiva sicuro. Allora, il padre, che era, credo, provveditore di studio preso da un liceo, ha vissuto a Nuoro. E Indro Montanelli era uno dei pochi che capiva queste cose. Ed era amico di un ciabattino che si era messo a fare il ciabattino dopo uscito dalla galera. Ed era un famoso bandito. E il padre, che aveva capito chi fossero i sardi barbaricini, gli affidava il figlio. Lo portava, che era bambino, in giro anche per le campagne e che lo affidava a delle persone che, secondo il racconto del papà, c'erano anche dei ricercati, ma che erano delle persone di tutto rispetto, dei principi sani. Nella loro disgrazia, nella loro sventura, ci tenevano molto a delle regole, come le ho detto, del codice barbaricino. Feltrinelli, adesso lo posso dire, aveva in mente di suscitare guerriglie in Sardegna. Essendo un uomo ricchissimo, andò a Montanelli, perché la madre e il padre erano molto amici di Montanelli. E ricordandosi che Montanelli era stato a Nuoro, gli ha detto: ma tu mi potresti dare l'indirizzo di qualche dono? E lui si rivolse a Mesina. E Mesina gli disse: ma lei per chi mi ha preso? Fare io un'insurrezione contro lo Stato. Ma io rispetto lo Stato in quello che sa rispettare. Non si dimentichi, per chi mi ha preso? Io sono un bandito sardo. Rimango perplesso nel pensare che un miliardario, una persona nella sua posizione, andassi in giro proponendo di fare guerriglie o guerre.
Era strano. Ci penserei 100.000 volte prima di fidarmi. Quando uno è in una posizione sociale, socio-economica come era la sua, e politica anche. Prima era nel PC, poi era uscito dal PC in quel periodo. Non lo so, poteva essere anche una persona onesta, coerente, avrebbe avuto le sue idee. Certo, si è arrischiato, se è vero, come si dice, che ha rischiato in prima persona, non lo so, veramente, non so dargli una definizione a ciò che gli passava per la testa. A un uomo intelligente come Feltrinelli, come pensava di far insorgere la Sardegna senza conoscerne la cultura? Era intelligente ma aveva limiti culturali profondi. Poi si muoveva in Sardegna facendo domande per arrivare a questo e a quest'altro, ma in un caso del genere non si parte così, a farsi scoprire fin dai primi passi. Certo. Bisogna veramente, come si dice, camminare coi piedi di piombo quando si è in ballo di una certa delicatezza e gravità, come era quell'argomento lì. Ma lei lo sa perché ha fatto saltare Traliccio? Per abbugliare, oscurare il congresso del PC che si svolgeva a Milano. Per oscurare il congresso del PC a Milano. E c'è riuscito. Salvo che poi subito hanno alimentato l'altra parte. E non mi chiede il nome, ma con lui senza farsi niente c'era un sardo. Di cui non posso chiederle il nome. No, questo Mi sembra che sarebbe prescritto, però non si sa mai. Io conosco. Il piccolo particolare è che se avesse lasciato mettere la bomba al sardo, il sardo lo sarebbe saltato in aria. Lui che di bombe se ne intendeva poco, quando è andato a metterlo, a farlo deflagrare, è saltato anche lui. Mesina, il valente di Orgosolo. Una parola sarda, valentia, valentia, valore. Un uomo vuole o deve dimostrare il suo valore davanti alla sua società. Valentia non è solo una questione di forza fisica, come nell'antica lotta barbaricina chiamata Sistrumpa. Cos'è la valentia? La valentia è il coraggio legato, è il coraggio per una causa giusta e in una lotta leale. Farsi valere in ciò che uno ritiene che lui ne abbia diritto, di ciò che combatte o si ribella, e quello è valentia. Il coraggio. Per una causa giusta? Per una causa giusta, che si ritiene giusta. Teniamo presente che noi abbiamo il codice della vendetta, quindi me hai ammazzato mio fratello, che io ammazzi te, la causa giusta, no? Causa giusta, sia chiaro, all'interno, tra virgolette, certo, all'interno dell'ordinamento specifico sardo. Certo. Giusta causa tra virgolette, dice il presidente emerito Cossiga. In una moderna democrazia l'uso della forza è monopolio esclusivo dello Stato. Quelle virgolette rimandano a chi interpreta la giusta causa scegliendo di uccidere e di rubare per vendicarsi, seguendo codici antichi che autorizzavano il singolo individuo ad usare la violenza. Non mi sono sentito mai un valente facendo un sequestro. Purtroppo mi sono venuto a trovare in certe circostanze, in alcune circostanze, che si è costretti anche a ricorrere a cose che uno non vorrebbe mai ricorrere. Non c'è valentia senza lealtà. E non c'è valentia non legata a una causa giusta. Quando ho fatto qualche sequestro, sapevo benissimo che lo privavo della propria libertà
che stavo offendendo una persona, non è valentia perché ricorri sempre a... La definizione proprio esatta sarebbe alla brutalità. Uno è valente non perché sequestra una persona. Uno è valente perché, come ha fatto Mesina, scappa dal carcere. Uno è valente perché riesce a sottrarsi a un conflitto d'arma da fuoco. Fuggire dal carcere perché rischi in prima persona e tenti di sottrarti da una galera che diciamo non era proprio galera, ma bensì era una tomba, un sepolto vivo, io la definisco così. E se vai all'Hotel Supramonte e guardi il cielo, una donna in fiamme e un uomo solo. Hotel Supramonte, così venivano chiamati i monti e i boschi nel cuore della Barbagia, vicino ad Orgosolo. Così Fabrizio De André intitolò una sua famosa canzone composta dopo l'avventura del sequestro. E ora siedo sul letto del bosco che ormai è il tuo nome. Ora il tempo è un signore che strappa e un bambino che dorme. Ma se ti svegli e hai ancora paura, ridammi la mano. Cosa importa se sono caduto, se sono lontano? Mesina è già lontano quando il 27 agosto 1979 Fabrizio De André e sua moglie Dori Ghezzi vengono rapiti. È lontano nello spazio, chiuso in un carcere, è lontano nel tempo, bandito di un'epoca antica che ancora rispettava donne e bambini. Ma dov'è il tuo amore? Con De André l'industria sarda dei sequestri raggiunge come mai prima la ribalta internazionale della cronaca nera. Per 4 mesi il cantautore e sua moglie restano nelle mani dei banditi. Vengono liberati dietro il pagamento di 600 milioni. Al processo Fabrizio De André perdona gli autori materiali del rapimento, ma non i mandanti. Poco dopo il banditismo sardo raggiunge il suo culmine. Tra il 1980 e il 1982 si contano 14 sequestri. Ogni anno che passa diventa però una criminalità sempre più feroce, lontana da quella che un tempo rispettava i codici d'onore della valentia. Per esempio non c'è sardo, perché è disonorevole, accettare quella che in America chiamano la commissione. Il killer non esiste in Sardegna. Uno ammazza se c'ha motivi propri per ammazzare, o di un amico, ma è disonorevole ammazzare per denaro. Ma non lo escluderei a priorità questo qua, che non si uccide a pagamento. Magari ci sono anche quelli che hanno ucciso o che uccidono ancora a pagamento, a volte che non si sanno le cose. Certo è una cosa che ti scredita, perché andare a ammazzare una persona senza porti la domanda perché lo devo ammazzare, perché mi ha pagato, è assurdo. Io li parlo di me, di amici miei, che la pensavo allo stesso modo mio. Io non andrei mai a ammazzare una persona perché mi avessero pagato. Però non è da escludere che ci siano anche in Ma Sardegna. ci sono sempre le persone che questi principi li mettono a parte di quanto vedono i soldi. Purtroppo si arriva anche a quello, si arriva. Per esempio non puoi ammazzare il tuo moglie se ti ha tradito. Questo non è Perché possibile. no, la sfera del sesso e dei sentimenti deve rimanere dentro la famiglia. In Sardegna non c'è diritto d'onore. Forse qualche caso isolato c'è stato in passato, oggi non penso. Se un ragazzo
abbandona la fidanzata regolare senza giusto motivo, gli danno una bastonata. Magari si arrivava pure a quello, senz'altro. Se la lascia con giusto motivo, gli devono dare in pubblico una piccola bastonata, di cui gli chiedono scusa, perché se non gli dessero almeno una piccola bastonata, ammetterebbero che la colpa è della loro familiare. Il furto, e gli sono detto. Il furto del bestiame no, perché è un'attività accessoria, ma non dà diritto alla vendetta, se non questa. E io rubo il bestiame a te. Ma basta che non gli rubava tutto il gregge. Se fosse uno o due, vabbè, si poteva anche ricorrere ai ripari. Certo, se a un poveraccio, a un piccolo gregge gli rubi tutto, l'hai rovinato. Allora sei sazio tu, ma muore di fame lui. Sarebbe veramente una cosa inconcepibile. Se invece tu mi tagli le viti, mi dai il fuoco alle messi o mi uccidi la capra che serve alla sostentazione dei miei bambini, dei miei neonati, per quello c'è la morte. Stiamo attenti, perché se io le rubo il gregge a un altro, completo il gregge, non è più un furtarello così per farne, mi sto impossessando di un patrimonio di quello che non ha altro, vive da quel patrimonio là, allora la fame la subisce lui dopo. E non ho fatto una grande cosa, una grande valentia. Giovanni Falcone incontrò in carcere Peppino Pes, un altro grande bandito sardo, che si occupava dell'approvvigionamento della mensa del carcere, in particolar modo della carne. E Falcone, un po' scherzando, gli disse: ah, lei così prenderà qualche razione di carne in più. Pes reagì dicendo: signor giudice, io posso anche commettere omicidi, ma non rubo, certo non rubo la carne. Quella parola era un'offesa nei confronti di Pese, è un'assurdità, è andare contro se stessi, contro i propri principi. Sarebbe un degrado, una persona che va a rubare a un altro che ne ha più bisogno di te, magari. Lei sa che la Sardegna è uno dei posti in cui l'autorità è più rispettata. Su questo. Cioè si può sparare a un carabiniere, mi scusi, però non si può diffamare un carabiniere, non si può essere volgare con un carabiniere e non si può sparare alle spalle di un carabiniere. Perché non rientra nel concetto di valentia, perché non è la lotta leale. Guarda, se il carabiniere si comporta bene, nessuno lo offende, gratuitamente non lo offende nessuno, non credo. Nessuno ha interesse di andarlo a offendere, né a lui né a... È giusto così che non si offenda nessuno, senza un buon motivo. Se purtroppo ci sono anche da parte loro, non tutti si comportano bene, come non ci comportiamo bene noi, a volte. Mesina era in libertà vigilata quando il 15 gennaio 1992 in Costa Smeralda fu sequestrato il piccolo Farouk Kassan. 6 mesi dopo, nel giugno del 92, i rapitori tagliarono un orecchio al bambino. Penso che sia la cosa più brutta che può esistere, fare del male ai bambini. Quindi quando sei arrivati al sequestro Farouk, per esempio, qui in Sardegna, si è toccato un po' il fondo? Guarda, io non faccio una critica né ai sequestratori di Farouk né a nessun altro, però li sto dicendo come la penso io. Io credo che siano le cose più brutte, più offensive che si possono fare nell'umanità, fare del male a dei bambini. Ed eccola la grotta prigione sul Montalbo di Lula, dove Farouk è stato tenuto in cattività per oltre 5 mesi, un anfratto dall'ingresso angusto, occultato dalla folta vegetazione. Neanche la fantasia di un bambino di 7 anni poteva immaginare che la casa dell'orco descritta nelle fiabe potesse essere così terribile.
Graziano Mesina ha sempre sostenuto di essere stato il mediatore nelle trattative per arrivare alla liberazione del piccolo Farouk Kassam su incarico della famiglia. Come nome leggendario del banditismo sardo poteva sperare di piegare i rapitori a richieste più ragionevoli. Il piccolo Farouk fu liberato e Mesina ha ribadito il suo ruolo centrale nell'aver salvato la vita del bambino. La sua versione dei fatti è stata contestata in tribunale, ma lui si è sempre difeso con decisione. Quel personaggio non ha assolutamente preso alcuna parte alla liberazione del piccolo Farouk. Ripeto, il piccolo Farouk è stato liberato dalle forze di polizia e consegnato dalle forze di polizia ai genitori. Un miliardo lo volevano da parte di quelli che mi avevano incaricato a me, delle persone interessate. Un altro miliardo adesso ce l'ho dalla polizia. Graziano Mesina non parlerà, era l'opinione generale, e invece il valente di Orgosolo la sua verità l'ha voluta raccontare, soprattutto per quanto riguarda il pagamento del riscatto, e su questo ha attaccato il pubblico ministero Mario Mura. Io sono convinto al 100% che era a conoscenza del pagamento dell'avvocato da parte della polizia. Sono convinto al 100%, sai perché? Per la reazione che ha fatto in TV appena saputa la notizia della liberazione, dicendo siamo stati noi, non la polizia, così non c'entra nulla. Ecco, vi siete traditi su questo. Quanto a me non me li ha portate, io il pomeriggio, quando mi sono arrabbiato con loro, l'ho mandato via proprio, gli ho detto vabbè, ho già capito, gli ho detto, vuoi vedere che mi arrangio io, gli ho detto. Io ho fatto pressione su quelli che erano interessati, che hanno portato i 400 milioni, di procurare gli altri 600, li ho procurati il pomeriggio stesso. Ci vuole un certo coraggio ad attaccare un pubblico ministero in un'aula di tribunale. Aspetta, poi la bella che dopo anni, tutto ciò che io ho detto lì mi ha dato ragione, perché a me mi hanno condannato e imputato per avere pagato, cioè nel foglio che mi hanno mandato, nell'avviso, per avere liberato e pagato il riscatto del bambino Farouk. Perché al padre gli ho detto, guarda, tu devi essere onesto. Durante le trattative non devi collaborare con nessuno. Noi dobbiamo essere onesti. Quei sequestratori che io non so chi sono, non lo voglio sapere, perché vengono incappucciati. Se vuoi venire a detenere, ti porto. A me mi interessa l'incolumità del bambino. Io mi sono preso un incarico e lo voglio portare a termine nel migliore dei modi. Una volta liberato, se tu sai chi sono, che non sono, a me non mi interessa nulla se tu li accusi o non li accusi. Io sono fuori dal ruolo. Io non mi voglio trovare in mezzo a due fuochi, del magistrato e dei sequestratori. Ho detto, hai capito? Devi essere onesto. Perché purtroppo, io lo dico, io ho detto, mi sono assunto sempre le responsabilità e in quelle situazioni mi sono trovato anch'io, gli ho detto. Io non rinnego il passato in quel senso là, di non ammetterlo, intendiamoci, gli ho detto. Lo rinnego in un altro modo, che non mi piacerebbe farlo, non ammetto ripeterlo. Già lo facevo malvolentieri allora, si figuri se lo voglio ripetere. Però ti ripeto, non mi piacciono i traditori. Gli ho detto, non mi sono mai piaciuti. Gli ho detto. Io vado molto, non spesso, 2 volte all'anno, in un bellissimo posto che è vicino ad Oliena, che si chiama Sugolavona. Un giorno è venuto un ex bandito, vestito di blé, mi ha portato il pane, il sale, l'olio, il vino e il formaggio. E lo dico in italiano, se vuole lo dico in sardo e poi lo traduco. Meglio in sardo e poi lo traduciamo. Su professore. E ieri c'è tutta questa gente che tiene da facco. Professore, e che è tutta questa gente che tiene vicino? No, poliziotti e carabinieri, sì. Poliziotti e carabinieri. E anche su professore, questo l'ha compreso. Questo professore l'ho capito e ha detto, ma lo companzo per fargli compagnia. No, non lo companzo, per la segurità, per la sicurezza. Proite você in sa barbaggia
partenza e bisogno del carabinieri e del poliziotto per la sua segurità. Perché lei, per la sua sicurezza, in Barbagia ha bisogno del poliziotto e dei carabinieri. E noi sì. E te mi sa cosa fare. E noi cosa ci stiamo a fare? C'era un capitano dei carabinieri continentale e invece un commissario di pubblica sicurezza e un tenente dei carabinieri sardo, mentre il capitano dei carabinieri continentale si è scandalizzato, gli altri due non si sono scandalizzati. Non c'è nessuno che si meravigli se in Sardegna, accompagnando i carabinieri, che mi dica su professore, appo da tornare in galera, tutto e tanto. Cioè, tradotto dice, devo tornare in prigione. Devo tornare in prigione, allora, a Badesani, perché devo entrare alle 7. Si meraviglia nessuno. Beh, con tutti quelli che ci sono attualmente in libertà vigilata, non è impossibile non incontrarli, anzi, è possibilissimo. Io non mi sono mai ritenuto un capo, ma però anche se tu non ti ritieni un capo, sono gli altri che scelgono il capo. Non è che devi essere tu a eleggerti capo, sono gli altri che ti fanno capire che hanno fiducia in te e che tu vedi magari più di loro, sei più intelligente o sei più coraggioso di loro e si affidano alle tue direttive. Ecco come si diventa capo così. Devi essere capace di istruirli sia al pericolo, sia al rispetto. Devi stabilire delle regole che gli altri li condividano, li apprezzino, che non siano quelle regole che poi gli altri dicono queste sono regole che valgono per lui, ma a noi ci sta usando. Non si devono sentire usati da parte di questo che ritengono che è il loro capo, capito? Più che altro si devono sentire coinvolti in una, diciamo, la parola esatta è in una sventura capitata e affrontarla nel migliore dei modi, senza fargliela pesare che tu sei capo, senza umiliarli, così ti si affezionano di più. Ecco, Presidente, come mai la Sardegna produce grandi uomini di legge e grandi banditi? C'ha questi due estremi. Il concetto di giustizia, perché l'origine del banditismo sardo è il riparare i torti causati alla Sardegna con l'introduzione forzosa di un concetto di giustizia e di diritto, per esempio della proprietà agricola, con cui si reagisce. Quindi c'è un unico concetto come matrice di due... Dunque allora, carabinieri, poliziotti, guardie di finanza, magistrati, professori di diritto, FAD e banditi. Pur essendo banditi, messi al bando, come ho detto, bisogna tenere sempre presente di rispettare. Dove puoi rispettare, bisogna rispettare. Avere sempre l'autocontrollo di se stessi e tenere sempre presente alla cultura e alle regole, come ho detto prima. Altrimenti se ti dimentichi di questo, tralasci questo e ti lasci andare a commettere delle cose che non dovresti mai commettere, paghi le conseguenze morali e materiali. Tutti la stessa origine. L'amore per la giustizia, la gente adesso questo. Ma la gente si scandalizzerà a pensare che vi è stato un ministro dell'interno sardo che l'ha presa in questo modo. Ma avevo la balenzia che dovevo fare il dovere, quindi dovevo essere valente anche con i balenti sardi. Giubbotto in pelle, maglione sportiva V in manette, è un uomo fatto ormai, ben diverso dal giovanotto che uccise un uomo e per anni, da latitante, si beffò della legge assurgendo a mito. Aveva visto la madre l'ultima volta da dietro il vetro divisorio della sala colloqui nel supercarcere di Trani, dove era stato rinchiuso reduce dell'ultima sua clamorosa evasione da Lecce, dopo che in Supramonte gli uccisero un altro dei suoi fratelli, Nicolò. Imponente lo spiegamento di forze intorno alla casa materna. Gruppetti di curiosi... Parlava, era pieno di amici, entravano, salutavano e uscivano. C'erano stati 7.000 persone fuori.
anche dagli altri paesi tutti. Lì dopo aveva dichiarato: ho visto mio figlio molto cambiato. È vero, a quell'epoca c'era già un grande cambiamento in atto. Ma non è che c'era cambiamento di quel genere che si pensa. E l'ho visto molto cambiato, che non ha capito niente. Il significato è quello, perché non abbiamo avuto modo manco di farci domande, di avere delle risposte. Quasi abbiamo parlato poco, c'era molta gente. Come gli ho detto prima. Perché non l'avrebbe dovuto fare questo che ha fatto Graziano? Non lo doveva fare, sì. Doveva tornare all'ubbidienza. Doveva ringraziare che le avevano dato la libertà. Non doveva approfittare. Ma è l'affetto di tutte le madri che hanno nei confronti dei figli. Forse perché ero il più piccolo dei maschi, il penultimo. C'è una sorella solo che è l'ultima della famiglia, che è nata per ultima di tutti. Il tipo di viso delle donne di questi paesi del Nuorese, delle donne che hanno sofferto, che hanno dedicato la loro vita, la loro propria vita a tirare su i figli, hanno sempre lavorato dalla mattina alla sera e anche a notte inoltrata. Lavorava sempre. Lavoravano sempre, non avevano tempo di niente, di riposarsi. Il matriarcato. Il matriarcato sa che cos'è? È la conseguenza della pastorizia trasumante. Siccome i mariti e i figli grandi, e non tanto grandi, dovevano portare al pascolo, per esempio, o dalle nostre parti nella Nurra, o nelle pianure del Cagliaritano, d'inverno il bestiame, e chi comandava a casa erano loro. E quindi, generazione dopo generazione, questa forza... Loro, certo. Tuttora nella casa dei sardi, anche se nei vecchi pranzi le donne non si siedono e servono, ma in casa comanda la donna. Io avevo chiesto, mi ricordo la volta, di farmela incontrare almeno 5 minuti per salutarla, così niente da fare. C'erano delle direttive proprio dall'alto, da Roma, che non si poteva. Di non concedere niente. Niente di niente. Che poi non serviva a nulla tutto questo. Ah no, Che cosa serviva? Niente. Faglielo pesare ai familiari, perché al detenuto proprio li fregherebbe, guarda. Il brutto è i familiari. Cioè alla fine Ne risentono più loro che quello che è dentro. È come se anche tua madre avesse dovuto pagare un prezzo, certo, che era tuo. Sono tutti carcerati in quel momento. C'è anche una degenerazione della balentia. Oggi se andiamo nei paesi sardi troviamo risse, ragazzi con i coltelli, gente che fa le gare. Questa è una brutta imitazione del costume cosiddetto continentale, consumista o post-consumista, di un ribellismo che non è dei sardi. No? Quelle cose si fanno quando non ci sono altri disvaghi, tentano di sfogarsi in qualche modo, però non è valentia, perché lì stai rischiando la vita, e la vita è tutto un rischio, però non rischiarla per cose inutili, cose che non servono, non possono lasciare un buon ricordo. Feste, fontane e femmine, è la regola a cui deve stare attento il latitante. Guarda, purtroppo, guarda, le femmine, nessuno vuole rinunciare alle femmine. Quello che si sente uomo, le femmine sono sempre piaciute e piaceranno sempre, senza le femmine, mi sa. Io devo dire che non avrei mai rischiato.
se non fosse per questo. Non è facile farle capire a uno o a rinunciare alle femmine. Però è necessario anche dirglielo, di non fare troppo affidamento, perché tutte, guarda, gli arresti o quello portano sempre a quella strada. Si sono troppo rilassati, o per un motivo o per l'altro, per gli incontri sempre delle femmine. E le feste, il Natale, la Pasqua? Le feste, guarda, si possono anche evitare. Io per le feste avrei anche rinunciato, ma le femmine è più difficile. Più difficile. Sì, per le feste proprio non me ne sarebbe fregato niente. E le fontane che significa? Che bisogna stare attenti quando si mangia e quando si beve? Quando si beve, perché la sete ti porta sempre alle fontane, a tingere l'acqua lì. E nelle fontane ci possono essere sempre gli imprevisti, quelli che ti stanno aspettando. Che non è detto che come sia il cacciatore che aspetta la selvaggina lì all'abbeveratoio. Così è anche per il latitante. Ha bisogno dell'acqua, come ha bisogno del cibo. E quindi quello è un momento particolarmente delicato. Sì, è molto delicato. Regola delle treffe, feste, fontane, femmine. Certo. Soprattutto femmine, però. A costruire il mito del bandito anche le donne. Gli sono state attribuite diverse relazioni, nonostante i 40 anni passati in carcere. Questa è Carmen, la spagnola, e la pubblica il Corriere della Sera. Questa che arriva è Antonia Mulas, detta la Vam di Orgosolo, e la pubblica La Notte. Questa che segue dovrebbe essere Valeria Fusè, presa di spalle, e sarebbe la donna con la quale è in fuga. La pubblica La Nuova Sardegna. Per la spagnola, per la Fusè, ma per l'altra, per la Mulas, dove è successo quel conflitto poi in quella casa, quello e l'altro. Non c'era nessun rapporto di affetto, di altro. È stata una cosa occasionale che sono andato là. E purtroppo qualcheduno mi ha visto una volta, poi sono tornato un'altra volta, sempre per parlare di una faccenda. E l'ultima volta che sono tornato, era la seconda volta, è successo il conflitto. Ho sentito che fuori era circondato, all'improvviso ho sentito i passi. Tant'è vero che questa ragazza stava correndo alla finestra, aprire la finestra, e l'ho tirata in tempo, altrimenti l'avrebbero ammazzato perché hanno aperto il fuoco. Non c'è nessun popolo che cerca la modernità oppure fallisce nel deprimere o nascondere una ragazza nuorese in minigonna della Barbagia fa ridere. E non sa tra l'altro che è molto più bella se si mette il costume. Oggi apprezzano sia l'uno sia l'altro, ma tutti apprezzano anche un paio di gambe belle, però un tempo c'era più critica, c'era più scandalismo su queste cose. Oggi non ci fanno manco caso più ormai. La valentia è un concetto solo sardo o lo troviamo anche nella letteratura? Per esempio, le faccio... Mercuzio, l'amico di Romeo, è a suo modo un valente, sempre pronto a tirar fuori la spada per difendere l'onore, quella che lui chiama la giustizia. Oppure, che so, D'Artagnan è un altro valente. Possiamo trovare nella letteratura dei personaggi... Un qualche cosa simile alla valentia c'è dei Paesi Baschi, in Catalogna e in Irlanda. D'Artagnan! Via di lì! Vieni a salvarmi! Arrivo! Adesso ci penso io! Reggiti forte! Che posizione imbarazzante!
In guardia! Arrendetevi, Duca! No! Rinfodera la spada. Athos! Dannazione, Porthos, ma non mi riconosci? Aramis! Ah! A che gli imbecille! Le vostre spade, signori! No, mai! Tanto questa non è mia. Signor Duca, conosco questi uomini personalmente. Se volete proseguire, mi assicurerò che restino neutrali. Va bene, andiamo! In marcia! Veloce! Veloce! Andiamo! Andiamo! Sta calmo, Pasquale. Ci hai preso in giro! Possiamo definire D'Artagnan un valente? Sì, vedendo certe imprese in cui si imbarcava, si è detto, era un valente. Era una valentia a difendere ciò che lui credeva e che gli veniva affidato. Sa che D'Artagnan è vero, ma era un guascone. E tutti i guasconi un po' sbruffoni erano, ma a spese loro, Certo. Cioè non era sbruffone che poi si ritirava davanti alle guardie del cardinale. Ma no, poi non conosco molto la Guascogna, insomma. Ho letto soltanto i Tre Moschettieri, il Visconte di Bragelonne, ma 20 anni dopo. Lo sa che tutti i personaggi sono veri. Sì. È questa la cella 25 del carcere di Porto Azzurro, il braccio nuovo dell'ergastolo. È da questa cella che è uscito qualche giorno fa Graziano Mesina per andare accompagnato a Vercelli. Quanta forza ci vuole per resistere 40 anni in carcere? Tantissima. Certamente. Con dignità. Che lui c'è una cosa durissima. Con dignità. Quindi lei è d'accordo su questo punto? È un aspetto della malattia. I due banditi hanno ordinato all'autista di proseguire e si sono dileguati nella boscaglia. Difficile individuare il momento del delitto. Nicola era fratello di Graziano, l'ex primula del Supramonte, condannato all'ergastolo per una serie di delitti che vanno dal rapimento al conflitto a fuoco alla vendetta. Che sensazione si provava a sapere che ci sono sui muri i manifesti appesi con una taglia, che allora era anche di molti soldi, perché 10 milioni di allora erano Sì, mi tanti. ricordo dopo pochi giorni che sono evaso, mi hanno subito messo la taglia. La sensazione di chiunque si fosse trovato al mio posto, braccato e ricercato in quella maniera là, metterti in un foglio di carte in tutti i luoghi pubblici, non è bello, capito? Non è che ti fa tanto piacere. Purtroppo bisogna anche affrontare quello. Non è una cosa che dava in particolare... No, affatto, fastidio più che altro. Mesina adesso è un uomo libero, ma per 10 anni non avrà i diritti civili. Secondo lei cosa può fare per la società? Ha i diritti politici, però. Non può essere eletto. Non può essere tutore. E non ci sarebbe il tutore il migliore se avesse un nipotino che rimane senza padre o senza padre. Educazione severa, al lavoro. Gli direbbe anche se un tuo compagno di scuola ti mena, restituisci, insomma. Però lei lo ritiene come Montanelli a suo tempo. O restituisci subito o lascia passare un po' di tempo. Ormai vengono tutti. Andiamo via. Dopo il film Banditi e Orgosolo
tutti continuano a pensare Orgosolo, paese del Vabbè, che già era già da prima. L'ho visto già, Sono credibili. Conoscevo bene i protagonisti, questo è buono. L'altro ragazzo è vivo ancora. Perché sono veri pastori di Orgosolo. Sì, tutti di Orgosolo, gente che conosciamo bene, Michele Corso, questo. Perché ricordiamoli, un C'era il film Capraro, fatto non con attori, ma con gente del posto. Sì, sì, tutti gente del posto, anche la ragazzina che c'era tutto quanto. Del posto. Me la puoi dare un po' d'acqua? Quindi insomma le scene del film sono abbastanza credibili, cioè può essere che un latitante come questo, per esempio, sia ospitato nella capanna di un pastore. No, lì è che lui è partito come latitante perché gli avevano rubato il legge, come hai detto prima, è diventato un bandito, perché si è vendicato magari, come ha detto il presidente Cossiga, lì. Capita che lo ospitano pure, che passando va a riscaldarsi, a focolare, quello là. È meglio che non ci litighi con quello lì. Dipende da un bandito all'altro, c'è quello che non si fida manco a entrare alle capanne. Io ad esempio non entravo alle capanne, ma non perché avevo paura che cosa. Non volevo che coinvolgevano a loro, perché se mi trovavo dentro una capanna e reagivi, o devi fare le scelte lì, o stare buono per salvare a loro, per la loro incolumità. Se reagisci li rovini lo stesso, perché li sparano addosso anche a loro. Come mi sono trovato quando mi hanno catturato, scendendo da qua, nella strada lì. E mi sono trovato con quello lì che l'ho fermato lì occasionalmente, mi sono trovato con un altro che camminava a piedi, quelli che avevano le armi puntate in testa, io reagivo, che me ne potevo andare la sera, e quelli ammazzavano. Dovevo scegliere, o reagire e non entrare in galera e fare ammazzare a quelli, o entrare in galera e lasciare perdere, per salvare quelli. Ho preferito salvarli loro e entrare in galera. In galera, come ti ho detto prima, qualche possibilità l'avrei trovata. Per uscire. Che male t'ho fatto, che mi vuoi rovinare. Anche a me mi hanno rovinato. Tu cerca di arrangiarti. Non cercare di seguirmi. Tanto domani sono venduto. Aspetta un momento, fermati, non te le portare tutte. Sono uno come te, che t'ho fatto? Non hai coscienza. Questa Dio non te la perdonerà mai. Se me ne porti via, come faccio a cappare? Miserabile! Ladro! Bandito! Le cronache del tempo di Mesina parlano dei suoi occhi veloci, capaci in un attimo di studiare un ambiente, uomini e oggetti, spazi pieni, spazi vuoti ed emozioni, per poi magari bloccarsi a lungo in uno sguardo duro, fisso, lontano. Mi guardavo intorno, ma è stata sempre una mia abitudine guardarmi intorno. Ma tuttora mi guardo intorno, non mi guardo qui perché c'è poco da guardarmi. Mi piace scrutare sempre i luoghi e le persone. È una questione di sicurezza. Ciò che mi sta intorno, no, non manco per quello, è un'abitudine che ho avuto fin da ragazzo. Forse l'abitudine a vivere Anche, nella natura. anche lui tranquillo, non è che mi preoccupo tanto per ciò che mi può succedere o che mi poteva succedere, non mi sono mai preoccupato. Forse per quello che sono sopravvissuto anche meglio degli altri. Perché non è che mi creavo tanti problemi, guarda, né dentro e né fuori. Il coltello è uno strumento di lavoro, di difesa e anche di offesa. In Barbagia è un simbolo. Graziano Mesina ha regalato un coltello alla figlia del presidente Cossiga, ma gliel'ha regalato in una maniera del tutto particolare. Si dà così.
e lo prende dalla parte del manico, che ti stai fidando della persona a cui gli stai porgendo questo coltello aperto e puntato su di te stesso che glielo stai regalando. Sì. Ah, certo. Metto la mia vita nella tua mano. Certo, giusto. E cosa hanno detto Cossiga? Ha apprezzato moltissimo sia il regalo sia il gesto. E questo è un segno di amicizia forte, diciamo. Certo. Certo.